La polizia ha eseguito misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alle cosche che operano in Emilia-Romagna, collegate ai grandi aracri di Cutro. Sono un centinaio le perquisizioni nei confronti di persone risultate collegate alla cosca. Le accuse a carico dei soggetti arrestati sono svariate, tra cui associazioni di stampo mafioso, estorsione e truffa aggravata. Dopo la proposta dall'Italia presentata da Claudio Lotito e lo stallo della cordata FS Delta MEF, Lufthansa ha nuovamente dimostrato il suo interesse per la società, portando un progetto che prevede una riduzione del numero di aerei e nuovi esuberi. Lufthansa infatti vuole ridimensionare la flotta Alitalia, portandola dagli attuali 117 aerei a 74. La compagnia tedesca inoltre è interessata solo alla parte aviation e non ad handling e manutenzione. Con queste premesse gli esuberi potrebbero essere dai 3.000 ai 5.000. I sindacati non sono entusiasti. Il progetto dimezzerebbe la compagnia, per quanto anche FS Delta provocherebbe 2.000-2.500 esuberi. Le conseguenze del riscaldamento globale pesano anche sui consumi. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communication, se il riscaldamento globale nei prossimi 30 anni sarà importante, la domanda energetica aumenterà dal 25 al 58% a seconda dei paesi. Se invece fossero attuate le politiche per ridurre le emissioni, l'aumento sarà minore, dall'11 al 27%. Nonostante lo studio sia basato su simulazioni virtuali di 21 modelli climatici, le proiezioni non sono infallibili. Gli autori spiegano infatti che l'entità della domanda dipenderà da diversi fattori, tra cui le future emissioni globali di gas serra. L'Unione Europea promuove il mare italiano. Secondo il rapporto UE sulle acque balneabili 2018 della Commissione Europea e dell'Agenzia UE per l'Ambiente, l'Italia è il paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione, circa un quarto del totale di quelle europee, 22.131. Sono 5.539 totali, di cui 4.871 marine e 668 interne. Seguono la Francia con 3.351, la Germania con 2.289, tutte interne, la Spagna con 2.228 e la Grecia con 1.598. Il rapporto evidenzia però anche un dato negativo. All'Italia va infatti la maglia nera UE per il maggior numero di siti con acque balneabili sulla costa e all'interno di bassa qualità, sono 89, davanti a Francia e Spagna.